fatto si va in continuità, al di là di Flavio Tosi, i 4 vice segretari, che sono il vice segretario vicario Roberta Toffanin, l'onorevole Cortellazzo, il consigliere regionale Maltauro e Gianluca Forcolì. E 36 nomi che sono stati scelti tutti dal territorio, in base al numero delle tessere, in base agli abitanti delle province. Le segreterie provinciali hanno espresso ognuna una parte di questi 36 nomi, 24 uomini e 12 donne, in modo appunto che ci sia l'assoluta unitarietà, perché è quello che si aspetta da noi l'elettorato. Non si vogliono baruffe, gossip, confronti sui giornali per questioni interne. All'elettore interessa che Forza Italia a livello locale, a livello regionale e a livello nazionale lavori per il territorio, faccia proposte e trovi soluzioni. In Forza Italia erano parecchi decenni che non si facevano i congressi e Antonio Tajani giustamente ha detto: se vogliamo essere un partito vero si devono fare i congressi, meglio se unitari, perché questo dimostra compattezza anche verso l'esterno.